torniamo noi subito in diretta ringraziando Daniele Straface che ci ha fatto sentire le impressioni dei protagonisti del terzo match e rientriamo con subito una tripla realizzata da Martina Cosenza. Si iscrive subito a referto con 3 punti il lungo di Casa Milazzo. Questo derby fra SSD Unimè e San Matteo. San Matteo che risponde subito col canestro qui di Manuela Raffaele, 2 possessi, tutte e 2 a canestro. La squadra di coach Romeo si porta sul 5-0. E qua una palla riconquistata, o almeno concesso nuovamente il possesso alla SSD Unimè solo per l'alternanza. Palla 2 che era stata vinta da San Matteo. SSD Unimè che qua prova, c'è la sbracciata su Manuela Raffaele ad opera di Asia Morabito, resta a terra Manuela Raffaele, vittima di questo colpo, per lei già un canestro dal campo, così come il primo canestro realizzato da Martina Cosenza, la tripla a sbloccare e stappare questo match. Si ristabilisce Manuela Raffaele, subito palla in mano, poi ceduta a Giulia Ingrassia. Tentativo da 3 che non va, poi rimbalzo raccolto da Manuela Raffaele, ancora Manuela Raffaele cercava sotto canestro, poi si alza da 3, Martina Cosenza dentro fuori. Subito grandissima intensità in questo che è un derby a conti fatti. Manuela Raffaele parte in transizione, poi lo scarico dietro per la tripla. Sono già 2 le triple messe a segno dal San Matteo in 4 possessi. Davvero grandissima percentualità, soprattutto grandissimo impatto. Ricostruisce la SSD Unimè con Fiorentina. Poi il tentativo qui come una preghiera alzata al cielo che però non entra e c'è il fallo creato dal signor Randazzo. Anastasia Vesnik realizza anche lei dal campo, 8-0 di parziale. Emorragia offensiva e difensiva per la SSD Unimè che cerca di sbloccarsi in questo tentativo di tripla che non va a segno, poi rubata la palla a Martina Cosenza che stoppa inizialmente il tentativo di canestro, poi c'è fallo.
Siamo tornati qui in diretta anche col commento. 12-0 di parziale in favore del San Matteo. SSD Unimè che cerca di ripartire in questo possesso. Palla Delise finta tentativa a canestro, poi stoppata da Benčić. Ancora San Matteo con l'ennesima tripla di questo inizio partita. Tantissimi i tentativi andati a segno da 3 per le ragazze di San Matteo. Qui manovra a spalle a canestro l'SSD, poi Fiorentina trova 2 punti. (2:15) di parziale. Manuela Raffaele chiama il movimento delle sue compagne, poi Certomà si butta in mezzo, palla fuori ancora per Benčić, non riesce il suo tentativo da 2. Non riesce nemmeno questo tentativo per Morabito, solo 2 fin qui i punti per la SSD Unimè. San Matteo invece che ha approcciato nel migliore dei modi questo match. Manuela Raffaele va per Ilenia Certomà, tentativo di tripla che prende soltanto il primo ferro, poi tapin vincente di Anastasia Benčić. A 7-2 più 15 per San Matteo quando sono passati 5 minuti di gioco. Dall'arco rifiuta il tentativo, poi c'è l'extra pass per Borrello. Borrello va da Morabito contro Raffaele, si isola ancora Morabito, riapre per Borrello sulla sirena, soltanto ferro, riparte Manuela Raffaele, vede Ilenia Certomà, non riesce a raggiungerla con questo pallone, chiede il tocco dell'avversaria. Grandissimo fin qui l'impatto per 2 nuovi innesti in casa San Matteo. 6 punti fin qui per Julia Michalík, 4 per Anastasia Benčić, mentre manovra palla in mano l'SSD Unimè con Arico contro tutta la difesa, non riesce a trovare il tapin vincente. Benčić conquista questo rimbalzo, poi Capitan Grillo, ancora Grillo va da Benčić che inizia il suo terzo tempo. Evidente mismatch qui concesso da Borrello. Matteo qui che regge anche in difesa, poi Benčić, palla per Michalík trova l'extra pass, tutta sola, Manuela Raffaele mette altri 2 punti. Arico
SSD Unimè che deve trovare un po' la chiave per scardinare la difesa del San Matteo. Michalik qua pressata, non concede gioco facile, allora cambia coach Nunzia Cangemi, esce Giulia Fiorentina, entra Morabito, qua la tabellata a sbloccare un po' la situazione per la SSD, trova il quinto punto dal campo. Vesnik va da Certomà ancora fuori per Michalik si incunia, poi alza questa parabola, conquista anche il rimbalzo. Terzo canestro dal campo, primo da 2 punti per Giulia Michalik. Arrigo mette palla a terra, si arresta, va fuori per il tentativo da 3, troppo corto, diventa un assist non trasformato, ora può ripartire Vesnik, cerca Certomà, poi recupera questa palla Simona Grillo che si alza da 3 punti. Simona Grillo mette il primo canestro, stato reputato da 2 punti. Corre veloce ancora l'SSD con Alice Gregorio, canestro e fallo per la Play, maglia Unimè. C'è time out richiesto da coach Romeo. Ciao, sono Gianluca Basile. Volevo invitarvi a vivere la pallacanestro da un'altra prospettiva. Iscrivetevi ai corsi gratuiti di arbitri e ufficiali di campo. Un abbraccio, ciao! Viaggio alla lunetta per Alice Gregorio. Completa il gioco da 3 punti, 24-8, quando mancano 2:20 ancora di gioco. Manuela Raffaele chiama un movimento, serve Ilenia Certomà, Certomà mette palla a terra, sfida tutta la difesa di casa, poi palla qui a cercare Simona Grillo, non viene trovato il capitano del San Matteo. Allora ancora Alice Gregorio, palla in mano, va da Ludovica Rigò, ancora Rigò, va da Gregorio, poi palla e termina out nonostante il tentativo di recupero di Manuela Raffaele. Gregorio apre tutto, poi qua c'è forse la deviazione di piede, non è fischiata, può ripartire Manuela Raffaele per Simona Grillo usa il piede perno, poi altro piede, non fischiato nemmeno stavolta, si corre con la parabola alzata da Morabito che non trova il canestro, c'è spazio per Ilenia Certomà, piedi a terra fuori dall'arco, va fuori da Raffaele, ancora Certomà, scambiano le due veterane in maglia San Matteo, poi tentativo forse da 3 rifiutato da Raffaele, poi si butta dentro Giulia Ingrassia. Subisce fallo, primo giro alla lunetta per Ingrassia.
mette il primo libero. Fa 1 su 2, Giulia Ingrassia, poi recupera questo rimbalzo Delise, tenta la via del canestro, Morabito, palla fuori, subisce fallo qui Manuela Raffaele da Alice Gregorio. Quinto fallo per l'SSD Unimè. Sbaglia il primo libero. Fa 0 su 2, Manuela Raffaele può ripartire l'SSD con Alice Gregorio. Cede a Morabito. Poi qua il tentativo che non prende nemmeno il ferro, ma recupera palla, Aricò, Gregorio, Morabito contro Ingrassia, ancora Morabito, palla fuori, sempre Morabito, tripla che stavolta prende soltanto il primo ferro, lancio lungo per Ilenia Certova che non riesce a controllare questo pallone, aveva un'autostrada, alza infatti la mano, chiedere scusa. L'assist di Manuela Raffaele, non concretizzato qui da Ilenia Certoma. Riparte la SSD con Ludovica Aricò contro Raffaele, ancora Aricò si isola, poi va fuori, soltanto ferro, rimbalzo difensivo di Manuela Raffaele, stavolta giocata che riesce col controllo di Ilenia Certomà che raggiunge quota 2, si iscrive anche lei a referto mentre suona la sirena del primo quarto, chiuso in maniera netta da San Matteo 8-27. Noi ci diamo una breve pausa e poi ci risentiremo per il secondo quarto. Ciao, sono Gianluca Basile. Volevo invitarvi a vivere la pallacanestro da un'altra prospettiva. Iscrivetevi ai corsi gratuiti di arbitri e ufficiali di campo. Un abbraccio, ciao!
Siamo tornati in diretta per questo secondo quarto, ultima sfida di questo Open Day del campionato femminile di basket Serie B. Si sono giocate fin qui 3 partite. La prima alle ore 14 ha visto la vittoria della Polisportiva Giuseppe Rescifina 82-81 sul Catane Basket. Nella seconda si sono affermate le ragazze di Palermo su AIEB Team Ragusa per 6-9-5-9. Nella terza, altra vittoria esterna, per così dire da calendario, della Rainbow Via Grande Gruppo Altea su Profumerie del Corso. Ed ora stiamo assistendo alla sfida tutta in salsa messinese, il derby fra SSD Unimè e San Matteo, fin qui 27-8, punteggio attuale, punteggio in cui si è chiuso il primo quarto a favore del San Matteo. SSD Unimè che qui cerca di rientrare in partita. C'è la stoppata di Anastasia Vesnik, poi Federica Polizzi va nuovamente da Manuela Raffaele. Manuela Raffaele mette palla a terra, subisce il contatto irregolare da parte di Carola Mezzapiga. Polizzi, Raffaele, Ingrazia dall'angolo per Federica Polizzi, ha fatto tutto il campo per prendere questa tripla, poi l'altezza di Vesnik a recuperare questo pallone. Ingrazia non trova la tripla, riparte Unimè. Morabito fuori per Fiorentina, anche lei non trova la tripla. Altro rimbalzo di Vesnik alla Polizzi, Polizzi all'arco Simona Cascio che rientra, poi assist per Vesnik, trova un reverse, non gli riesce. Ingrazia, Raffaele chiama il taglio di Vesnik, si trovano le due, aiuto di tabella, sesto punto per Vesnik. Versace, ora palla fuori, Morabito, chiusa dalla difesa di San Matteo che poi però perde palla. Altra stoppata di Vesnik, guadagna almeno una decina se non di più di centimetri rispetto a tutte le sue avversarie e probabilmente anche a gran parte delle atlete di questo campionato. Intanto cameriere vincente per Federica Polizzi, si iscrive anche lei a referto in questo match. 3-1-8 il punteggio. Qui saracinesca chiusa da Vesnik che conquista l'ennesimo rimbalzo della sua partita. Manuela Raffaele, Simona Cascio, ancora da Raffaele, poi sotto canestro, un pallone, sembra strano a dirlo, un po' troppo lungo per Vesnik, che adesso abbandona temporaneamente la contesa. Entra Martina Cosenza, colei che ha stappato questo derby con la prima tripla di giornata. Entra anche Ilenia D'Amico. Morabito proprio contro Ilenia D'Amico fa tutto il campo, alza la parabola, trova il canestro, trova anche il fallo. Gran giocata qui di Asia Fiona Morabito. 31-10, andrà anche dalla lunetta per cercare di concretizzare questo gioco da 3 punti. Non riesce a concretizzarlo, poi recupera palla Simona Cascio, lancio lungo di Manuela Raffaele per Ileana D'Amico, si iscrive anche lei a referto. Primo canestro per D'Amico. Qua piedi a terra, che tripla Smeralda Versace.
davvero senza ritmo, ha tirato fuori una magia. 13:33, SSD Unimè prova a giocarsi questa partita entrando e cercando di trovare continuità in attacco, continuità che adesso non ha trovato il movimento di Martina Cosenza, recupera palla e corre forte in transizione Unimè. Il tentativo è il canestro di Martina Lecai. 15:33 e dicevamo necessità di continuità sotto canestro l'Unimè. 3 canestri consecutivi sono sicuramente un buon biglietto da visita, quantomeno per giocare e divertirsi in questo match. Federica Polizzi chiama lo schema, si muovono Manuela Raffaele che riceve e Ileana D'Amico che aspetta. Manuela Raffaele, qui forse c'era infrazione di passi, non è così, poi sale la pressione di Raffaele Polizzi, c'è fallo attribuito a quest'ultima e c'è time out richiesto da coach Romeo. Coach Romeo che da quest'anno sarà assistito dal duo Bonaccorsi-Scandurra. Tutto pronto per ripartire, palla in mano il signor Beccore e la cede all'SSD Unimè che riparte con Minutoli cerca spazio, poi Morabito batte tutta la difesa statica di San Matteo, secondo canestro dal campo per Asia Fiona Morabito. 17:33, Manuela Raffaele, palla in mano contro Minutoli, va da D'Amico, poi se la riprende Raffaele. Polizzi, Simona Cascio subisce fallo da parte di Morabito, andrà al primo giro alla lunetta Simona Cascio, lei ormai veterana di questa categoria, nonché capitano della nazionale di basket sordi, che ha conquistato la medaglia d'oro all'ultimo europeo, medagliata lei anche alle Deaf Olympics Games, i giochi proprio per persone non udenti, nonché anche atleta della nazionale di basket sordi del 3x3. Insomma, una personalità dello sport a livello nazionale, Simona Cascio, che qua fa 2 su 2. Dall'altra parte invece corre forte Minutoli, stoppata, c'è ancora possibilità per la SSD con Versace contro Polizzi, scontro fra numero 11, palla fuori per Gregorio contro Raffaele, Gregorio da casa sua, palla che si stoppa lassù tra il ferro e il tabellone, e adesso probabilmente serviva l'altezza di Vernik per prendere questo pallone, invece ci hanno pensato col secondo pallone i ragazzi della SSD e adesso batteranno questa rimessa in zona offensiva
Gregorio fuori per Minutoli. Minutoli aspetta un movimento, si va da Lecai. Fiorentina si alza da 3 punti, primo ferro, rimbalzo conquistato da D'Amico. Cascio lascia lì la palla, ora Ileana D'Amico, contromovimento di Michalik che poi si butta in mezzo, non riesce da sotto a trovare il canestro, esce vittorioso dalla contesa fiorentina. Fiorentina poi scarica qui un no look, non trova l'impatto la compagna, palla che si perde. 3,57 ancora nel secondo quarto, riparte Michalik. Polizzi aspetta il posizionamento di Michalik, poi la serve, ancora Michalik. D'Amico potrebbe andare fuori da Cascio, invece si butta da sola Ileana D'Amico, secondo canestro dal campo per lei, 4 punti totali. Riparte Gregorio, palla in mano, ancora Gregorio, non la cede, c'è la stoppata di Michalik, palla persa per la SSD che si ritrova nuovamente sotto di 20 punti. 3,30 ancora di gioco. Si cambia in casa SSD, ricomincia Michalik contro Minutoli. Polizzi va ancora da Michalik, stoppata da Minutoli, solo rimessa, 10 secondi ancora sul cronometro dei 24. Certomà, Michalik ancora da Certomà che può prendere la mira e scarica la tripla. Ilenia Certomà, prima tripla di giornata per lei, fa del tiro dalla lunga distanza una delle sue specialità. 40-17, fallo commesso da Simona Cascio. Secondo fallo di squadra per il San Matteo, non trova una compagna, poi compagna trovata, tentativo di canestro e però prende soltanto il tabellone. Rimbalzo fissato da Ilenia Certomà. Michalik, spazio per Martina Cosenza che però sbaglia, poi cercava di proteggere una rimessa che in realtà non era la sua. Errore qui per Cosenza, poteva trovare il secondo canestro dal campo della sua partita, invece è ancora fermo il suo tabellone alla prima tripla della serata. Qua Morabito va da Gregorio in mezzo a 2, pressione fallosa di Martina Cosenza. Si cambia, esce Lara Borrello. In casa Unimè entra Anna Rosa Kundari. Gregorio, qua il primo fallo di piede fischiato della serata, ce ne saranno stati già 3 o 4. Si riparte con Alice Gregorio. Kundari, primo pallone della sua serata. Gregorio va dall'angolo, poi palla schiacciata a terra per Kundari, canestro che non va, c'è spazio per Ilenia Certomà in questo schema, provato e riprovato, trovato già per la terza volta, stavolta c'è il canestro più fallo guadagnato da Certomà.
Elenia Certomà a cronometro fermo mette l'8° punto della sua partita. Gregorio Minutoli contro Certomà, scarica fuori per Kundari, ancora Gregorio, si va allora dall'altro lato, c'è la pressione di Federica Polizzi, pressione vincente del duo Polizzi-Cascio, poi altra palla lunga in contropiede tutta sola, Michalik appoggia questo contropiede facile facile, doppia cifra per la polacca all'esordio in maglia San Matteo. Ancora Federica Polizzi in difesa, non fa passare Serena Delise. Cambio in cabina di regia per la SSD, esce Alice Gregorio, entra Ludovica Rigò, entra anche Carola Mezzapica. Rimessa che quasi veniva rubata, invece allo scadere dei secondi a disposizione è stata effettuata praticamente sugli avversari. Allora nuovo tentativo, sempre a cercare dal lato chiuso, però Arrigo riparte Certomà vede Polizzi uno sguardo al canestro, poi riapre tutto per Michalik che mette palla a terra, alza la parabola, sputata fuori, ancora Polizzi, ancora Michalik, Certomà dall'altra parte per Simona Cascio, primo canestro dal campo per Simona Cascio, 17:47, 29 secondi ancora per la fine di questo secondo quarto. C'è fallo qui di Giulia Michalik, esce Federica Polizzi, entra Elisabetta Scardino, dagli applausi del pubblico, rientro in campo di Scardino. La scorsa stagione ha conquistato, ma non ha potuto giocare per via di un infortunio, i playoff in maglia San Matteo. Intanto qui c'è il canestro a cronometro fermo per Arrigo, fa 2/2, Ludovica Rigò, primi punti anche per lei. Scardino scivola però tra la paura un po' del pubblico, giustamente, primo approccio per lei alla partita. 12 secondi ancora di gioco, rimessa offensiva per San Matteo, se ne occuperà Elenia Certomà, vedremo se sarà per l'uscita dei blocchi di Elisabetta Scardino, pronta a bloccare Simona Cascio. Il blocco è per Giulia Michalik, si va da Elenia Certomà pressata, raddoppiata, recupera palla qui Kundari parte in transizione contro Michalik, stoppata da Giulia Michalik. 5:49, davvero poco tempo per la SSD. Si va allora per il tentativo subito di Arrigo, rimbalzo offensivo conquistato da Kundari, che conquista anche un fallo. Fallo fischiato a Martina Cosenza, che quasi lascia la posizione dove è l'arbitro per evitare ulteriori provvedimenti. Anna Rosa Kundari sbaglia il primo. (19:47), ancora il punteggio che probabilmente si chiuderà dopo questo rimbalzo offensivo conquistato dalla SSD. Non vale però il canestro di Giulia Fiorentina. Si chiude qua il secondo quarto col San Matteo nettamente avanti per 19:47. Noi ci concediamo un break e poi ritorniamo per il secondo tempo di questa ultima partita
dell'Open Day della Serie B di basket femminile. Vivi il basket da un'altra prospettiva. Iscriviti ai corsi arbitri e ufficiali di campo.
diretta dal Palanebbiolo, Marco La Guidara con l'aiuto di regia di Vincenzo Nicita Mauro. Vi stiamo raccontando l'Open Day del basket femminile, 4 partite del campionato di Serie B, tutte e 4 a Messina, dalle 14 alle 20, 8 ore intensissime di basket. Stiamo assistendo all'ultimo match di giornata, il quarto che chiude questa prima giornata, il derby tra SSD e Unimè. Ufficialmente le padrone di casa di questo impianto è il San Matteo Basket. San Matteo avanti per 47-19. Unimè al primo possesso, palla per Arigò. Arigò pesca dall'angolo, piedi a terra, 2 punti per Martina Lecai. Secondo canestro dal campo per Lecai, scossa forse per la SSD. Si augurano così i sostenitori della squadra di casa. Lenia Certomà, Martina Cosenza, Vesnik riapre per Micalic, solo ferro per Micalic, allora può ripartire Gregorio, ferma e dà a Arigò. Arigò ancora per Morabito, quasi Cosenza con la rubata, solo rimessa. Morabito va fuori, si propone Lecai per cercare palla, si va invece ancora da Morabito, ma scadono i 24, sono chiuse bene le maglie qui della difesa di San Matteo. Palla recuperata, passato appena un minuto dall'inizio del terzo quarto. Micalic porta palla, poi va da Certomà ancora per Micalic, si va dentro da Simona Grillo col passaggio vincente per Anastasia Vesnik, 8 punti per l'atleta ucraina. Morabito aspetta un movimento, poi si isola, va fuori per Lecai, da Lecai a Borrello contro Grillo, alza questa parabola, fa buona guardia Vesnik e poi si va per il tentativo non riuscito di Martina Cosenza, che va in pressione in difesa su Fiorentina. Qua parabola alzata in maniera molto bellitaria, riparte Martina Cosenza. Vesnik mette palla a terra, da Grillo a Micalic, ancora per Vesnik, tutto troppo facile per le ragazze di coach Romeo. E coach Nunzia Cangemi decide di stoppare il match, rivedere un po' quella che è la situazione difensiva delle sue, chiamando il primo timeout discrezionale del terzo quarto.
si riparte con Fiorentina che affida palla a Morabito, si inserisce, si va da Arigò contro Certomà, palla ancora fuori, Fiorentina mette palla a terra, Lecai, ora per Fiorentina però raddoppiata, sbatte contro un muro, si va fuori per Lecai sulla sirena, secondo ferro, riparte veloce il San Matteo con Martina Cosenza, non riesce a controllare questo pallone, palla persa, 2-1-5-1. Morabito chiede una mano, poi si affida ad Arigò, si va per Delise ancora fuori, Arigò, Fiorentina tenta dalla lunghissima distanza, non prende nemmeno il ferro, altra palla persa qui per Unimè. Torna Alice Gregorio in campo, Certomà, Cosenza, ancora Certomà, fronteggiata a distanza da Arigò, supera la metà campo, poi chiama lo schema, ora Ilenia Certomà, Michalik, si va per il movimento di Simona Grillo, cerca con l'aiuto del tabellone di trovare i 2 punti, recupera il possesso, ancora Grillo per Certomà, Certomà si alza da 3 punti, solo Tabella, poi scadono i 24 con Martina Cosenza che ha chiesto l'intervento a pulire il campo. Riparte la contesa con Gregorio, ancora Alice Gregorio contro Martina Cosenza, lo scarico fuori per Delise, Delise in mezzo a 2, stoppata da Vesnik che deve solo alzare le braccia per stoppare le avversarie quest'oggi, ancora Vesnik, Certomà aspetta il movimento di Michalik, la serve, Michalik da Cosenza, Cosenza si alza al tabellone e poi fuori, rimbalzo offensivo conquistato da Certomà, poi sporca la traiettoria a Delise, concede rimessa in zona offensiva al San Matteo, 5:58 ancora da giocarsi in questo terzo set, partita fin qui mai in discussione, Simona Grillo solo primo ferro. Poi riparte veloce la SSD con Morabito per Delise, Tabellone che sputa fuori questa palla, poi quasi lotta greco-romana da terra fra Morabito e Michalik. Stesso numero di maglia, stessa intensità sul pallone. Freccia del possesso che premia San Matteo, da Certomà a Michalik. Guardate a distanza da Gregorio, Michalik aspetta l'uscita dei blocchi, Certomà mette palla a terra, va da Simona Grillo, extraverse per Martina Cosenza, non riesce ancora a sbloccarsi, poi alza le braccia, trova tutti i palloni che vuole sotto canestro, sia in una che nell'altra metà campo, 12° punto per Anastasia Vesnik, palla fuori per Delise. Rimessa offensiva in casa Unimè che cambia, esce Ludovica Arigò, esce anche Serena Delise, rientra Laura Minutoi, è rientrata intanto anche Manuela Raffaele che qui dialoga con Giulia Michalik.
sulla metà campo Michalik, poi Certomà sfrutta il movimento di Michalik, poi si butta dentro, subisce fallo, andrà dalla lunetta. 4,57 ancora di gioco. Ilenia Certomà fin qui 8 punti per lei, può trovare la doppia cifra con questi 2 tiri liberi. Mette il primo, fa 9 in partita, e intanto Manuela Raffaele approfitta della pausa per pulire il campo. Campo che sembra non volersi pulire, e adesso siamo pronti per il secondo libero di Ilenia Certomà. Lo sbaglia, fa 1 su 2, allora fa 9 punti in partita. Alice Gregorio, Fiorentina, va fuori da Morabito, ancora Morabito si alza per il tentativo da 3, l'aspettava lì Vesnik, recupera questo pallone Manuela Raffaele aspetta il movimento e il piazzamento di Vesnik, trovata, poi extra pass per Capitan Grillo, secondo canestro dal campo per Simona Grillo. Morabito, Versace, palla fuori, si arriva a Gregorio si alza da 3, doppio ferro, Vesnik, palla lunga qui per Simona Grillo però aspetta, poi reverse, ancora canestro per Capitan Grillo, lei che l'anno scorso paventava la possibilità di smettere, invece ha ceduto alle lusinghe del parquet, nuovamente in campo per questa nuova stagione. Morabito sfrutta il blocco, poi va fuori da Gregorio, sirena che però suona, ma 2 punti validi per Alice Gregorio, secondo canestro dal campo per lei, 5 punti. Si cambia, esce Michalik, rientra Ilenia D'Amico, Manuela Raffaele chiama lo schema pugno, va da Certomà per un attimo aveva pensato al tiro, poi si va sotto canestro per Capitan Grillo, da Grillo a Certomà dentro il pitturato, subisce il fallo. Doppio giro alla lunetta, ancora una volta per Ilenia Certomà, stavolta probabilmente troverà questa doppia cifra già trovata dalle 2 straniere in campo per San Matteo. E così, mettendo il primo dei 2 tiri liberi, trova la doppia cifra, quota 10 toccata per lei. Toccata e superata, fanno 11 in partita, fanno 60-23 in favore di San Matteo, in un match che non è mai stato e probabilmente non lo sarà mai in discussione per la vittoria finale. Serve comunque a smaltire quelli che sono i carichi di lavoro, mettere minuti nelle gambe per tutte le atlete che quest'oggi stanno andando a referto. Manuela Raffaele chiama il movimento, trova lo spazio per D'Amico, contatto falloso subito qui da Ilenia D'Amico, anche per lei, giro alla lunetta.
Sbaglia il primo, Iliana D'Amico. Fa 1 su 2, fanno 5 in partita per lei. 61-23. Corre forte qui l'SSD con Minutoli, suo tentativo però di parabola, non trova il canestro. Manuela Raffaele decide di andare in proprio, appoggio al tabellone, sesto punto, 6-3, 2-3, 40 sono i punti di distacco tra le due squadre. Morabito ci prova, piede a terra, tripla che sembrava far presagire a miglior sorte, poi possesso recuperato da Ilenia Certomà. D'Amico, e già attacco contro difese. D'Amico butta fuori questo pallone, chiama lo schema Certomà, pressione qui portata forte da Mezzapica. Allora Ilenia Certomà mette palla a terra, sfida tutti, li batte, 13° punto. Top scorer del match fin qui Ilenia Certomà. Morabito guarda Minutoli dall'arco per Mezzapica, solo ferro per Mezzapica, e poi il tentativo di recupero di Iliana D'Amico stava quasi per abbattere il signor Beccori. Minutoli va fuori per il tentativo, questa volta va a segno per la SSD da parte di Laura Borrello. Primi punti anche per Borrello, sempre 40 le distanze tra le due squadre. Qua Minutoli per poco non rubava palla, invece c'è solo rimessa per San Matteo. Certomà va da Manuela Raffaele in terzo tempo, contatto falloso operato da Alice Gregorio. Si ferma ancora il cronometro, 1:05 la chiusura di questo terzo quarto nell'ultimo match di questo Open Day. E intanto la zona di campo, che non ne vuole sapere di restare asciutta, sbaglia il primo libero. Intanto Manuela Raffaele fa 1 su 2, fanno 7 in partita per Manuela Raffaele. Lopuciok con l'ennesima palla rubata. Manuela Raffaele potrebbe andare da Vesnik, non ci va. Ilenia Certomà tenta la via del canestro in solitaria, sbaglia anche lei. Gregorio apre tutto, Mezzapica mette palla a terra, alza la parabola proprio in faccia Vesnik. È la prima volta che Vesnik subisce un canestro. Certomà, Capitan Grillo, 26 secondi alla fine del quarto. Ilenia Certomà, piede a terra da 3. Iliana D'Amico va a lei per il suo tentativo, va a segno nemmeno questo. Riparte Morabito contro la difesa schierata di San Matteo, poi non si intende con Borrello. Recupera palla Vesnik, poi contesa che premia la fase offensiva di Unimè, che probabilmente beccherà l'ultimo tiro, e così tiro preso in maniera forse un po' troppo rapida, per poco non stava riuscendo la giocata alla SSD, poi nemmeno nel nuovo tentativo riesce la via del canestro. Si chiude qui il terzo quarto, 27-66. Noi ci salutiamo brevemente e poi rientreremo per l'ultimo quarto. Ciao, sono Gianluca Basile. Volevo invitarvi a vivere la pallacanestro da un'altra prospettiva. Iscrivetevi ai corsi gratuiti di arbitri e ufficiali di campo. Un abbraccio, ciao!
Siamo tornati sull'ultima gara dell'Open Day della Serie B di basket femminile tra SSD Unimè e San Matteo. Partita dal risultato fin qui abbastanza eloquente, ma era una sfida già in partenza proibitiva per le ragazze della SSD, che sicuramente sfrutteranno queste partite, questo campionato, per crescere. Praticamente parliamo di una selezione under 17 in cui l'atleta più grande è appunto del 2005, il resto arriviamo fin giù al 2008 di Costantino. Dall'altra parte invece San Matteo, che vanta un roster ormai si conosce a menadito e dalla grandissima esperienza, con qualche innesto, uno dei quali è Julia Michalik, che qui mette a segno il primo canestro del quarto quarto. Canestro qui messo a segno anche dalla SSD con Ludovica Rigò. Secondo canestro dal campo per Ludovica Rigò. Ci riprova Michalik, conquista il rimbalzo offensivo, mette altri 2 punti. Simona Cascio, sono 6 nel suo match. Palla in mano per Morabito. Morabito affida Gregorio, chiama il movimento Morabito, poi si isola contro Ingrassia, si va fuori per il tentativo di tripla di Alice Gregorio, non va. Michalik, qua rubata di Alice Gregorio, che può partire in contropiede. Ancora Gregorio, bella l'azione qui del play classe 2005. Alice Gregorio, ragazza di proprietà dell'Alma Patti, così come Serena Delise, che ha già ben figurato in prima squadra nel campionato di A2 dell'Alma Patti, con Mara Buzzanca, che riconosce in lei un grandissimo talento. Non riesce qui il tentativo di Lara Borrello. Federica Polizzi, qua si chiudono in maniera strettissima le maglie difensive della SSD. Solo rimessa concessa al San Matteo. Tanto rientra in campo Martina Lecai. Classe 2006. Si discute qui col tavolo del signor Beccore, e il tavolo noi ne approfittiamo per ricordare di Serena Delise, che ha già esordito in A2 con la maglia dell'Alma Patti, lei che è figlia d'arte, mamma Elena, ha vinto nell'89 lo scudetto con la squadra di basket femminile di Priolo. Martina Cosenza ruba palla, non trova il canestro, chiedeva anche un fallo
non viene accontentata, si riparte con Alice Gregorio, schiaccia a terra questo pallone per Lara Borrello. Qua Gregorio ruba un pallone a Michalik, aiuta il tabellone, fa 9 punti, inizia a diventare importante anche il tabellino di Alice Gregorio. Play di proprietà dell'Alma Basket, Simona Cascio, qua palla che arriva a Martina Cosenza, fuori per Federica Polizzi, in palleggio Federica Polizzi sfrutta il blocco di Simona Cascio, poi la serve, alza la parabola, non entra, vola a rimbalzo Martina Lecai, poi consegna il pallone a Alice Gregorio. Poi c'è palla persa qui dalla SSD. Si riparte con Manuela Raffaele contro Alice Gregorio. Certo ma si allarga e riceve Raffaele, poi va da Cascio, Cascio qualche problema nel controllo, poi cerca di trovare Certo ma chiusa e palla persa. Lo scambio tra Lecai e Costantino. Coach Cangemi predica calma alle sue, non serve fretta, serve la pazienza e avere la palla in mano per poter crescere. Palla in mano che adesso ha Ilenia Certomà, tenta la tripla, poi la rimbalzo, Manuela Raffaele mette 2 punti, sono 9 per lei in questa partita, 9 come i punti di Alice Gregorio, quando mancano 5:24 la chiusura di questo match. Con spazio tenta la via del canestro, Claudia Costantino non la trova, Manuela Raffaele fa correre Giulia Ingrassia, però non controlla questo pallone che si perde in rimessa da fondo campo, zona difensiva per la SSD Unimè, sempre palla in mano per Alice Gregorio, Mazzavica, poi Ingrassia, ancora per Gregorio, Gregorio contro Raffaele, aspetta un movimento, poi si isola, ancora Gregorio, cambio di direzione, Costantino alza questa parabola, sparacchiata via, riparte Raffaele che chiede il taglio a Ingrassia, poi finge il tiro, riallarga per Simona Cascio, non si fa pregare, il centro in maglia San Matteo, Lecai senza ritmo, si alza per questa tripla, ritmo che ha nel sangue Manuela Raffaele, brava Carola Mezzapica, mettere le mani e sporcare questa traiettoria. 7-4-3-3, si cambia, esce Alice Gregorio, entra Ludovica Ricò, Manuela Raffaele intanto approfitta dello spazio, 11 punti per lei in questo match. Arigò, Costantino, perdono palla, Certomà da sola contro il canestro, batte anche il canestro, fa 15, 3,56 ancora di gioco. Coach Nunzia Cangemi spende il time out personale.
Torniamo in campo, 3,56, rimessa per Unimè, fidata a Costantino, si va per le mani di Arigò, piccolo trotto, Ludovica Arigò contro Manuela Raffaele, va verso la via del canestro, stoppata da Raffaele, subisce anche un colpo, riparte palla in mano, pressione fallosa qui di Ludovica Arigò. 3,41, ancora cronometro fermo. Primo fallo, pensate, nel quarto, da parte di tutte e due le squadre, segno che la carica agonistica in questo match è già andata in ferie da un bel po'. Manuela Raffaele qua in mezzo a due subisce la carica fallosa di Martina Lecai. Ferro per il primo libero di Manuela Raffaele, fa 0-2, riparte Arigò, aspetta il piazzamento delle sue compagne, poi allarga per Mezzapica subisce la rubata qui da Ingrassia, cerca di restituirla, scappa via, Ingrassia poi va da Certomà ancora da Ingrassia, però fa palo, si riparte con Certomà, schiacciata per Polizzi, ancora Ingrassia, ci riprova, ancora palo, palla che non vuole entrare, quella che esce dalle mani di Giulia Ingrassia, poi si lotta sotto canestro, esce vincente Martina Lecai va da Delise col gancio, secondo ferro, non ha trovato il canestro quest'oggi Serena Delise, canestro che l'ha trovato più volte, invece Elena Certomà che qui ha scaricato per Federica Polizzi, subito il contatto irregolare. Due liberi per Federica Polizzi, sbaglia il primo, in cui un canestro dal campo per Polizzi. Fa 1-2, allora fanno 3 in partita i punti di Federica Polizzi. Si riparte palla in mano per Ludovica Arigò contro Raffaele, dovrebbe andare da Kundari, invece va dall'altra parte dove c'era la rubata in un primo momento, poi la controrubata, ancora Arigò, stavolta però la rubata è solo del San Matteo che vola con Elisabetta Scardino, canestro festeggiato da tutta la panchina, ritorna in partita, ritorna anche a segnar punti, la play in maglia San Matteo, una pacca per lei anche da parte di Simona Cascio, mentre qua Ludovica Arigò va contro Manuela Raffaele, alla meglio la difesa di San Matteo. 33-81, lascia il campo Ludovica Arigò. Scardino contro Versace, chiama lo schema, poi va da Manuela Raffaele, si divincola della marcatura, Manuela Raffaele va ancora da Elisabetta Scardino, Ingrassia sotto canestro per Simona Cascio, si alza, terzo tempo, aiuto del tabellone, doppia cifra anche per Simona Cascio, Morabito.
Versace. Gundari qua subisce il fallo di Scardino. Si andrà per i 2 tiri liberi. Anna Rosa Gundari dalla lunetta. Primo viaggio per lei alla lunetta. Mette dentro il primo. Due su 2 per Anna Rosa Gundari, anche per lei. Iscrizione al tabellino. Manuela Raffaele contro Morabito. Fallo di Asia Fiona Morabito. Sono i liberi, Manuela Raffaele. Mette il primo. Due su 2 per Manuela Raffaele. Seconda top scorer di giornata dietro a Ilenia Certomà. Morabito sempre contro Raffaele che sale con la pressione, alza le braccia, poi si va da Delise contro Ingrassia. Non viene trovata Anna Rosa Gundari, altra palla persa. 53 secondi. 8-5-3-5. Scardino. Raffaele porta palla, poi la cede a Sabetta Scardino. Scardino sfrutta il blocco di Cascio, cercava di restituirle il favore, recupera palla Manuela Raffaele. Viene fischiata qua l'infrazione di campo. Da parte di Manuela Raffaele. Intanto si gioca mentre sul campo si chiacchiera. Solo ferro. Raffaele. Scardino contro Gundari. Cascio va da Certomà sotto canestro, alza la parabola, poi recupera ancora il pallone. Erano scaduti però i 24 secondi. Lascia palla lì Asia Fiona Morabito. Si chiude qua col punteggio di 8-7-3-5. Vince il Basket San Matteo, questa che era la quarta e ultima sfida dell'Open Day di Serie B di basket femminile, e anche noi giungiamo al termine di queste dirette dei 4 incontri. Ricordiamo quelli che sono stati i risultati. Ha aperto questa lunghissima giornata di basket tutto targato Serie B femminile con l'Open Day messinese, la sfida tra Catane Basket e Polisportiva Giuseppe Rescifina, con la Rescifina che ha vinto per 82-81, vittoria esterna come da calendario anche per Gonzaga Basket Palermo contro la Yeb Team Ragusa, Rainbow Via Grande Gruppo Altea contro Profumeria del Corso per 62-40, chiude la vittoria del Basket San Matteo per 87-35. Noi cediamo brevemente la linea alla regia e poi ci risentiremo per le impressioni sull'intera giornata con l'intervista alla presidentessa della FIP Sicilia.
Dal Palanebbiolo al termine di questa lunghissima giornata dell'Open Day con Maria Cristina Correnti, la presidentessa della FIP Sicilia. Allora Maria Cristina, partirei un po' dalla narrazione di questa giornata. È stato un bel segnale sia per la FIP Sicilia ma anche per Messina averla qui questa prima giornata dell'Open Day di Serie B. Assolutamente, è stato un bellissimo pomeriggio di basket femminile, un evento promozionale molto importante per il rilancio di questo movimento. È stato effettuato, abbiamo deciso di effettuarlo qui al Palanebbiolo perché è dedicato a Pierluigi Mollica, tutto il campionato di Serie B femminile. Questa è stata per lungo tempo la casa di Pierluigi, quindi un giusto tributo a un dirigente sportivo che ha dato tanto al movimento femminile siciliano. Dirigente sportivo, adesso lo sei anche tu, sei più istituzionale, tu che hai vissuto anche la vita da atleta, sai un po' quello che serve anche a questo movimento. Ti chiedo allora quanto è importante avere figure come te, come comunque atleti che hanno giocato anche dall'altra parte. Guarda, credo che sia fondamentale, non mi sono candidata, non ho preso la decisione di candidarmi per velleità politiche, ma perché proprio ritenevo importante che persone di campo che hanno vissuto e che magari hanno un pochino più contezza di quello che necessita si dovessero spendere dalla parte politica. Vedevo troppa distanza fra politica e campo. Oggi diciamo che c'è un pochino di vicinanza, c'è un'attenzione, sicuramente ci sono delle iniziative importanti come questa e credo che il movimento abbia bisogno di questo tipo di manifestazioni, di questo tipo di atteggiamento, e penso e spero che sia per la Sicilia un punto di svolta, di cambiamento. Punto di svolta che sicuramente è segnato da questo 2022, tu sei in carica dal 2020, per via di cose hai dovuto un po' subire quelle che sono state le restrizioni Covid, adesso invece c'è un anno, si prospetta un anno tutto quanto davanti a te senza le restrizioni. Ora abbiamo avuto 2 anni, la mia presidenza è iniziata con degli anni difficilissimi, è stato un momento molto di duro lavoro, ma soprattutto non si conosceva il nemico, quindi vivevamo la giornata. Abbiamo secondo me dato un grande servizio alle nostre affiliate sottoscrivendo il protocollo per avere i tamponi gratuiti con l'assessorato regionale allo sport. Abbiamo permesso alla pallacanestro di riniziare, possiamo dire che anche se in misura ridotta non ci siamo mai fermati, e oggi credo che i segnali siano molto incoraggianti. Abbiamo organizzato dopo lungo tempo il campionato Under 20 che non partiva da molto, abbiamo ricominciato con la Coppa Sicilia, abbiamo organizzato anche quella femminile dopo tantissimo tempo, la prima edizione oggi dell'Open Day femminile. Siamo ripartiti quest'anno con gli Open Day di mini basket in tutte le province. I campionati sono praticamente quasi tutti partiti, gli ultimi saranno a fine novembre e sono le Under 13, ma abbiamo dovuto aspettare le Under 13 perché c'è un grandissimo progetto della FIP che verrà ufficializzato a breve, e quindi era stata una richiesta che c'era stata sottoposta dalla Federazione Centrale. Sono veramente soddisfatta, abbiamo fatto anche tantissimo da un punto di vista arbitrale, organizzando 2 scuole arbitrali per i nostri ragazzi. Sono partiti progetti di reclutamento, abbiamo partecipato anche con grandissimo successo a una giornata organizzata dalla Gazzetta dello Sport a Palermo, il Foro Italico. Abbiamo ricevuto i complimenti per l'organizzazione, l'anno prossimo ci verrà data 2 campi anziché 1 perché è stato lo sport più partecipato, e quindi devo dire che con tanto sacrificio, con tanto lavoro stiamo procedendo benissimo. Sicuramente sbagliamo tanto e sicuramente sbaglieremo tanto, ma certamente faremo sempre di più. E noi ti facciamo un in bocca al lupo e ce lo facciamo a tutto quanto il movimento del basket. Grazie.
Siamo qui in zona mista con coach Romeo. Coach, per te anche un esordio col San Matteo, la partita non era proibitiva, sicuramente affrontavate quella che è una selezione under 17, possiamo dirla così, però hai avuto risposte positive. Assolutamente sì, grazie intanto per essere qui con voi. Risposte positive, ma io voglio fare prima i complimenti alla squadra dell'Unime, che tutte ragazzine che non hanno mai mollato, anche sotto il punteggio. Io ho detto alle mie ragazze che il punteggio non mi interessava nulla, mi interessava soltanto rodare determinati movimenti che durante la settimana stiamo facendo sempre di continuo, per cercare di arrivare ad una forma, diciamo, ottimale. Non che questa partita non contasse, anzi, tutt'altro, però partite più attendibili che possono darmi ancora più risposte rispetto a quello che sto facendo durante la settimana. Il vostro è un roster abbastanza consolidato, quest'anno però 2 volti nuovi, 2 straniere che però hanno ben figurato alla prima uscita. Sì, assolutamente sì, sono 2 ragazze abbastanza giovani, per loro è molto difficile integrarsi in un ambiente nuovo, vengono dall'altra parte del mondo, per cui stiamo cercando in tutti i modi di poterle fare stare insieme a noi, di poter cercare di metterli dentro nell'alchimia della squadra, e avremo molto bisogno di loro, perché anche se è un roster consolidato, l'innesto da parte di loro due ci deve dare diciamo, un tocco in più rispetto a quello che danno tutte le ragazze, e danno sempre il 110%. Forse la nota più positiva di tutte è stato il rientro di Elisabetta Scardino, ha anche trovato il canestro, abbiamo visto festeggiata molto dalle compagne. Ma guarda, io ti dico, l'ho messa prima a 22 secondi alla fine, alla fine del secondo quarto, e non ti nascondo che avevo un po' di timore, perché aver passato quello che ha passato la ragazza, ma poi quando l'ho vista proprio che era sicura, che era vogliosa di mettere piede in campo, sono stato ben contento di dargli altri 2 minuti e ha fatto canestro, quindi penso e spero che per lei sia stata veramente una vittoria personale. Abbiamo visto anche a un certo punto è scivolata e c'è stato un attimo di silenzio generale in tutto il palazzetto. Guarda, lo puoi chiedere alle altre, mi si è fermato il cuore, perché ho detto io, mamma mia, perché l'ho vista cadere proprio, non ho capito subito se fosse una caduta dovuta all'estrema voglia di fare qualcosa, ma io le ho detto vai in campo, non devi dimostrare niente a nessuno, sta tranquilla, cosa che è stata e mi è piaciuta veramente. Senti, invece un altro passaggio te voglio fare su Simona Cascio, un'atleta che ormai sta diventando un'icona nazionale del movimento paralimpico, ma del movimento di basket, diciamo, in generale. Per lei anche un'iniziativa con la nazionale italiana nel 3x3. Quanto è importante avere una figura del genere nello spogliatoio? Assolutamente, perché Simona è una gran brava ragazza, una ragazza che ci mette tantissimo, una ragazza che veramente cerca di creare il gruppo più di quanto ce ne sia, e per lei è una rivincita, anzi no, per tutti quanti è una rivincita, perché si dimostra che le ragazze o i ragazzi in genere, anche se c'è qualche problemino fisico, si possono integrare veramente bene in tutto il mondo sociale, non solo nello sport. E per me averla con noi è una sorta di orgoglio anche da parte mia, non per la nazionale o per altro, ma per una ragazza che veramente ogni settimana, ogni giorno vuole dare sempre di più per far bene. Io volevo chiederti soltanto un attimino, perché volevo veramente elogiare questa iniziativa che è stata fatta dal Comitato Sicilia. È una cosa veramente bella, perché ha dimostrato quanto lo sport può essere veramente di unione in tutti quanti, cioè, sarebbe veramente ottimale farlo in tutti i campionati, cioè la prima giornata giocare tutti insieme, vedersi, rivedersi con tanta gente che magari non vedi da tanti anni, e stare insieme in uno sport che è la pallacanestro, che veramente è il massimo. Noi ci uniamo ai complimenti che hai fatto al movimento e ti facciamo anche un in bocca al lupo per la stagione. Grazie e buona serata. Ragazzi. Qui con coach Cangemi. Coach, era una partita già proibitiva in partenza, però comunque serve questo campionato, servono queste partite alle tue ragazze per crescere. Sì, sicuramente noi abbiamo scritto la squadra proprio per fare crescere le ragazze, la nostra squadra, diciamo, è tutta di ragazzine, quindi queste saranno le partite la domenica, però poi ci servirà per i campionati giovanili che faremo esperienza.
Abbiamo visto anche in certi momenti tu chiedere alle tue ragazze magari che non faceva nulla se sbagliano, però tenere palle in mano perché è da questo che si cresce. Sì, sì, io pure chiedo alle mie ragazzine: tirate, non abbiate paura di tirare, anche se sbagliate, ma dobbiamo crescere, quindi se non proviamo non riusciamo a sviluppare un gioco migliore. Avete ragazze che magari si approcciano per le prime volte a questo movimento come la pallacanestro, ma ragazze invece già forse da un futuro roseo, come ad esempio anche la Delise che ha esordito in Serie A2. Allora ti chiedo come si fa a integrare bene questo gruppo? Ci vuole tanto amore per questo sport e per queste ragazze, poi loro sono delle ragazze veramente fantastiche, quindi noi siamo un bel gruppo, siamo un gruppo di 18 persone, io oggi 6 li ho lasciate a casa, a rotazione lascerò 6 persone a casa, però dobbiamo crescere perché abbiamo il nostro scopo è a puntare in alto con i campionati giovanili. Perché sono tutte under, nessuna oggi, cioè 2008-2005 è la più grande, questa è la nostra... Noi in cronaca abbiamo sottolineato era quasi un under 17. Sì, under 17 e in alcuni momenti l'under 19, perché sono poi le due categorie che noi faremo a livello giovanile. Noi ti facciamo un in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Crevi, buona serata. E noi siamo giunti al termine di questa lunghissima giornata dell'Open Day di Serie B di basket femminile, iniziata alle 14, si è conclusa, speriamo di avervi offerto un buon servizio. Da Marco La Guidara con l'aiuto di regia di Vincenzo Nicita Mauro è tutto, a risentirci sui canali della FIP Sicilia.